il mio galletto, il gadu e alle galline che tocca le tette, galletto qua, galletto là, il mio galletto le maiaca, voglio perché il mio galletto, voglio perché morirà. No, 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 non te la do, no, no, non te la do perché mamma non vuole. No, 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 non te la do, no, no, non te la do perché mamma non vuole. E il mio galletto ogni mattina che salta addosso la prima gallina, galletto qua, galletto là, il mio galletto è maiaca, voglio che il mio galletto, voglio perché morirà. No, 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 non te la do, no, no, non te la do perché mamma non vuole. No, 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 non te la do, no, no, non te la do perché mamma non vuole. Il mio galletto è un garrufiano, dice che il va in chiesa e poi va a Lugano. Galletto qua, galletto là, il mio galletto è maiaca. Voglio perché il mio galletto, voglio perché morirò. No, 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 non te la do, no, no, non te la do perché mamma non vuole. No, 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 non te la do, no, no, non te la do perché mamma non vuole. Il mio galletto chicchirichi, la sua gallina la fa sfuggire. Galletto qua, galletto là, il mio galletto le maiaca. Voglio perché il mio galletto, voglio perché morirò. No, 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 non te la do, no, no, non te la do perché mamma non vuole. No, 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 no,
A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e a sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Nós podemos criar novas histórias, novos aromas e novas memórias, sempre com muito afeto, com a lembrança daquele cheirinho especial e em momentos com as pessoas que amamos. Por acreditar nesse poder dos aromas e suas memórias, a Aquafest se reinventa todos os dias. Aromas que se eternizam na memória das famílias, indo muito além da limpeza perfeita e da incrível maciez, proporcionando-lhe não apenas mais tempo de qualidade com quem você ama, mas também fortalecendo suas relações e afetos que perduram para sempre. Cada produto é desenvolvido pelos melhores profissionais, utilizando a mais alta tecnologia e design surpreendente. Nossos produtos oferecem os melhores aromas e formulações de alta performance, proporcionando o melhor para a sua família. Aquafest, aromas que eternizam afetos. A melhor hora do dia é quando eu vejo minha tigela cheia de Mickey. Que delícia! Pensando bem, a melhor hora do dia é quando eu brinco com meus amiguinhos. A gente joga bolinha, rola no chão, se diverte pra valer. Mas eu sei que só tenho essa energia porque estou bem alimentado. Ainda bem que meus donos sempre escolhem o melhor. Pian Alimentos. A gente entende esse amor. O protocolo é um tratamento inovador onde, com poucos implantes, possibilitamos que o paciente retome sua vida com mais qualidade, autoestima e bem-estar. E tudo isso com um belo sorriso no rosto. E sabe quem pode fazer esse tratamento? Vem cá. Você, isso mesmo, você que sofre com a perda de dentes e usa aquela dentadura móvel que não te deixa dar um sorriso sem preocupações. Como eu disse, esse é um tratamento inovador e nós aqui da Oura Única e Serafina somos especialistas nesse tipo de tratamento. Quer saber mais? Entre em contato com a gente e vamos agendar uma avaliação.
E guarda questa, stasera vi femo acqua in bocca, stasera sì. Buonasera, buonasera a tutti quanti, siamo Drio Rivar, con onore, con allegrezza, con tanto proprio orgoglio da essere italiani, da essere qua e parlare solo a pizza stasera. Mi sono Edgar Locatelli e siamo in live, siamo del nostro filo italiano. Bella 5 anni con una grande audienza, no? Stasera senza pasta asciutta nostra Italia, senza la polenta, senza la fortaia, dei cicotti, codeghini e dell'avanti, ma pizza e vin. Stasera pizza e vin, può star sicuri, no? Vedrete che bella live, ma per altri non perdere niente, mi ve conto qua stasera. Gavemo il presidente della Cisco, che è la nostra associazione che abbiamo qua a Serafina, no? Della industria, commercio, delle logge e Tintontan, che porta avanti la nostra Serafina Correa, terra della pizza. Lui è qua perché anche fa parte della Cooperlate, che è nostra patrocinadora, che mi aiuta gran tanto con i progetti culturali, anche per la cucagna scuola dell'italiano. Lui ha qua con lui la Laura Casè a Sofiola. Quanti anni ha Laura? 15 anni, che vecchia ormai ha, sì, cioè, allora Laura che parla tanto bene l'italiano, e il suo papà, il Side, che ha 70 anni rasi, cioè, e il suo nonno qua, che ha 95 anni, che è Balduino, lei qua, cioè, ma pensa che lei è un cerno della giovina ancora, no? Allora è ne 4 generazioni che vengono qua stasera contarmi storie che per l'amor di Dio, fuori che è tutta l'equipe qua della Festi Pizza 4 e 5, 11 e 12 di giugno, che porta gente per tutti i cantoni, ecco. Ma la nostra live segue normale, come tutto sempre che acontece qua tutte quante le domeniche di sera, Facebook, YouTube di Edgar Marossi, con le nostre sciaccole, frotole, scherzi, ridere, ma portando cultura, e stasera approfittando solo la Festi Pizza. Che avevamo anche il dottor Roberto Arroche, che lei è storiatore, lei è un medico qua, che lei è dottor Paolo che ha detto un coi che depide la fina Correa. Ecco, dottor Roberto, dopo si è visto dottor Ennio, dopo dottor Paolo, i nostri dottori qua e tanti altri dottori che abbiamo, giusto? Frotto le storie, ridemo, scherziamo, se la passiamo e de là avanti. Così, ecco, guadagnatori col sorteio di nostri regali qua, che è la Dolores, che ha entregato il cargo, che era la prima, la presidente della Cisco, ma è qua, che la la parona della Miriam Alimentos. Stasera capriciamo qua, può star sicura, ecco, che sei i regali per sortearti il fin della live. In cadeia conosco Radio e TV A Verdade de Vista Gaúcha, Radio Comunidade de Viadutos, Brescia Mais e Radio Nativa de Ibiraiaras. Transmitem durante a semana a Rádio Progresso de São José do Ouro aos domingos de manhã, Lagoa TV de Lagoa Vermelha reprisa nossa live nas quintas-feiras às 20 horas. Nostri apoiadori culturai, a Dirnet, provedor de acesso à internet com fibra ótica, Mig Plus, que fará som para tudo quanto le bestie, bovinos, suínos, equinos, ovinos, caprinos, aves, coelhos e outros, alto desempenho nutricional para animais. Gavemo Pitol, Nogueira, mudas de nogueiras de até 2 anos, de fim 2 metros de alteza. Então, patenteada, sucesso, melhorada, Barton e Imperial. Nós aqui na nossa propriedade, que é pequena, nós temos mais de 200 mudas plantadas. E até o final do ano teremos em torno de 300 mudas de nogueiras. Vamos fazer um consórcio com le becche, le cavre a Boer. Ecco, è un capriccio mio. Dentro di 2 anni credo che andremo a mostrarvi immagini di queste becche, queste cavre. I megabel che dito che va a mangiarmi anche i sattaroni di a casa, asa che magne. E se gamiando andava a dormire su per nogare. Ecco, che abbiamo di macchine asiatiche. Sermos mais fortes, de Nova Prata, implementos e máquinas agrícolas, tudo para a agricultura. 5432-421333, abastecedora casquense, Posto do Décio, a casca abastece qua 24 horas, um struconaço a Décio. Pian Alimentos, a São Parcangati e Pesce, com altíssima qualità e alta conversione, bota super leve Baspan, il meglio stival che gap está Intel Brasil. Avemo anche Nova Cadernos para cada estilo
estilo um caderno diferente, que também no sorteio quem ganha vai levar uns cadernos. Vodka Rais, aquela vodka che fa le meglio caipirinhe. Il Sangalo cada volta il va pindole, drius vampirse fora, com ideia, não? É brutinho, se vampirse, não? Aquafest, aromas que eternizam afetos, uma empresa fortíssima aqui de Guaporé. Em todos os mercados e lares não tem quem não tem casa Aquafest. Supermercados Marim 2 em Guaporé. Metal Mark, máquinas e equipamentos para a indústria alimentícia. DR Construtora e Incorporadora, venda de apartamentos em Serafina, em Farroupilha, Encantado e em Guaporé. No residencial Licença em Guaporé, 1 e 2 dormitórios. Entra em contato direto com o proprietário da empresa, com o Luciano da Rosa. É Loura 549-8124-1063. Oral Unique Clínica Odontológica. Venha viver frente. Uma equipe profissional de doutores, uma equipe que tem tudo dentro da própria clínica. Avaliação no 549-8104-0241 de Mamatina, Sarolá. Medaforos em PVC. Peça Medaforos nas lojas de materiais de construção, uma fábrica aqui em Nova Bassano. Que prazer, que alegria, que orgulho de ter essa fábrica, uma equipe forte. Miriam Alimentos, Miriam Alimentos, condimentos, chás, temperos, sais naturais, doce de leite, doce de fruta, uma infinidade de produtos. Quantos produtos mais ou menos? Mais de 100 produtos à disposição, uma empresa que está crescendo demais. Temos que sentar sério essa semana aqui para ver do projeto cultural, né, Josiel? Para apoiar o nosso teatro, tanto no ICMS como no imposto de renda, na Rouanet ou na LIC do Estado, va bem? Shop Lucena, un struconasso qui del Bassano, adesso se medo freddo, ma va bem. Clanovix, Britagere Industrial, Terra Piana, Asfalto, Santa Gema e San Domingos do Sul. Precisou de asfalto? Então, mineradora K9, na beira do asfalto, aqui em Nova Prata, 3242-1856. E Pitol, variedades de nogueiras, no 51. Fala com o Leandro Pitol, 519-9801-4352. Às vezes eu vejo os potreiros só com grama. Planta ali uma nogueira a cada 15, 20 metros, ela vai produzir, vai trazer frutos, vai render o financeiro e não vai atrapalhar em nada na grama. Acredita em mim. Aproveita esses potreiros aí, manda plantar nogueiras. Supermercado Polivalente de Santa Rosa e Serafina, cereais Menin, comércio de cereais em Guaporé para nossa região. Questi é i nostri patrocinadori. Onde que é il Brutin, onde que é il Marinho. Passei. C'è una vara che bel, vara qua, che bellissimo, che spettacolo. Buonasera Brutin. Buonasera, come stai? Mi bene, sempre bene. Buonasera, E allora Marigno, sto bene. tutto a posto? Buonasera a tutta la direttoria A tutta la direttoria che c'è qua, arriva Claudette anche qua, a Claudette Pisciaia. Sì, Buonasera Claudette. Arrivato de fininha. Tutti qua, sì, Michelle, Adriana, che è la nostra maestra. Sì, e a cioccolata anche, barato A così. cioccolata, proprio così. Te sai che una volta... E Beto, Chiarello. Beto Chiarello. Gli mandiamo un saluto, Sì. mandiamo un saluto a Wilson Canzi. Sì, Ascolta sempre, Beto è qua stasera con le pizze. le parenti, primo così in guida. E già portare un garrafone di vin sol. Mi sono preoccupato. Allora oh. già fa un 4-5 Ma a me, per dirti la verità, sono io bever acqua. Solo un? Ma è che Marino beve. Sono io Se bever Marino acqua. beve sempre te un due, Roberto. Sobra. E allora il nonno Socolma, Rostica, io lo conosco a 102 anni. Faccio, Sì. te vedi, Balduino. E una volta non ti paccapà, allora Socol, ho visto Socol, 214, ma qual Socol? E mi diceva il Sottin. Perché? Perché lei mi ha sotto, guarda come Sì, cammina via, sì. ma solo quando Ma cammina. le anni che si Sottin, mia vera Socol. Le anni che vous se medo Sottin, cammina via medo sotto.
Ecco che ti ho visto. E mi lo conosceste o me lo Ti sottile? vedi paralisia infantile che ha 95 anni, calcola se la c'è mia. È di 200? Vai 150. Laura che ti ho visto? Il bisnonno lì, Provate il bisnonno anche al Dopo che abbiamo nonno. 4 generazioni qua. Sì, ciao. Proprio cosita, E allora tutto a posto, vai là, dai che buonasera, Dai, camera 8, Continua mio. allora. continua la 8. Lì. Buonasera a tutti quanti, primamente buonasera a questi 40, mi conosco così da solde, per nomi, so che un chiarello certo, la Dolores, la Adriana e compagnia limitata, tutti. E valti che se Dio guarda là, compartirei in modo pubblico, sapete. E dopo queste film se volete ciappare, perché se sei sortiate e mandami alla stampa con uno dei prodotti dei patrocinatori, non c'è. Ecco. E allora cosita. Bruttino, so un pochettino. Le diverse domeniche che quel che ciappa non guadagna. Non guadagna perché manda via O la stampa. sorteado, no? Quel che ciappa. O visto? sorteado non ganha perché non sta ligado no momento do sorteio. Con l'altra domenica che... Sì, ciò. Então, a da semana passada não tinha nenhum produto. Vai lá no mercado e exige produtos Miriam. Sim ou não? Sì, Senão, como é que tu vai fazer comida sem produto Miriam? Non tem. Depois farma te mangi Não mia. adianta, não adianta. Não adianta. Allora un struccone a tutti e anche un oi. Oi! E ti Marinho, tutto a posto? Tutto a posto, tutto pulito. Disposto ancora? Sta settimana Le qual è la tutto a posto. Sta settimana qual è la settimana dei santi, ciò. Ah sì, eh? Santi- Dopo Giri l'era altri il mio. 3 e dopo che altri? Che l'altro, E Giri era il mio. Dopo ti mandi che... São Luís. Dasi, sono parlando. Ah. San Luis, lei Giri lei di San Luis, il mes santo. Mi San Pedro, vi verdete mille porte, vince a varte fuori, caro di Dio. Io avevo discutito la di San Paolo. Chi che sa quando che è il giorno di San Paolo? Ma São Paulo è quel de Bisse. sì, e allora, San Pedro e San Paolo ascolta la via. Che? Toma. e San Pedro. Non stavi a misturare i santi adesso, 29 San Pedro. Di sto mese. Che il padre diceva che era sempre vento perché la mamma di San Pedro la sgorlea le cotole. Mia vera Socol, avevo mai sentito dire quella? Che a mamma di San Piero la sgorlea le cotole perché le carente i 29 che c'è sempre tanto vento. Ah sì, eh? E San Giovanni le può dare alle piante perché fa i suoi frutti se le famiglie fruttali. C'è tante simpatie, caro. Questo, Se non perché studia bene il mio. Ho studiato al seminario. Ma Siamo una volta in dia tanti seminari, sapete perché Marosa? Che mi sono arrivato a una conclusione. perché? Tanti fioi non genera futuri, non genera che dar, che vai un due, vai a studiare al seminario. Forse. Là i aveva da mangiare, i aveva da studiare, da Sì. imparare E veniva e farsi furbi, perché sì. Ecco. Veniva Dovuto a casa. farsi furbi meglio che i preti. So che non è vero, E eh? dopo poi diceva così, mettiamo il seminario perché là studio le forte. Oh. Ma è un'altra, aveva tanti fioi che quando i pareva era fuori da spese. Sì. Eu vou até falar em português. Famílias com muitos filhos mandavam certos filhos trabalhar na casa de vizinhos para ganhar comida, que daí de meio-dia era uma menos. Era um a meno. Sì. Sim ou não? Sicuro? E ia não ganhava nada, só para refeição. E hoje falam de trabalho escravo. Você fala de trabalho escravo hoje? E veja bem a situação que quem veio e emigrou, os imigrantes e seus primeiros descendentes e filhos, primeira, segunda geração, o que passou para chegar onde nós chegamos hoje. Por isso que a gente tem orgulho da nossa etnia, sem menosprezar nenhuma outra, porque tem vários que sofreram muito. Polaque, Alemanha, e assim vai, né? tudo que vieste de Ninguém lá. sai de um país para ir para outro por ir passear, né? Sim, Não é sim, assim sim, fácil. sim, Va sim. bem, Cosita? Va bene. Na frotoleta! La polesse. Sì, ghetto parecchia una, Sicuro? Una frottolona anche polesse. Ah, sì? Sì, buon dai, allora, vedi? Ne vado un italiano, era di stare a Veranopoli. Sì. Era Napoli. E Freddo era colonia, né? E si va a comprare un camion. Ah, sì, Un FNM. Fenemé verde porte davanti in trio. Sì. Cioè, proprio. dita, Sì o no? Sì.
Sì. Mica neanche bem. A É assim, a isto. porta do caminhão hoje abre assim? É. Sì. Lui Nel vede- fine me davanti in dritto. contrario, Sì. contrario. Cioè allora da comprare sto cammino, guarda ti, neanche mai dirigi o niente. Sì. E che gadita la donna in cui vuoi andare a Cassia, avventurare a Cassia, provare il camion. Sì, ciao. Cioè il camion lo raffolga, il volante, le porte, Freio. si rea una verdea con l'altra e vai toccando. Quando arriva in cima il mondo del bel vedere là, Sì. un prete che spettea la Carona. carona per andare a Bento. Mm. Cioè si va a fermare. E che dice, prete, vedo un due, Bento con salve. Vuto una carona. Prete, ma sì che la vuoi, dite, sono qua che aspetto. sì. Per E allora? andare, mi tocca andare a pregare messa là, ma salta su qua. Salta su, che la porta, che salta su, che sera, e se foi, ciò. Dopo per la santa là. Gas come, ciò che manca freio, l'era senza freio. buono. L'era perché senza freio. Cioè, do. Allora il fea. E lo sentia su per il baranco così da partegnilo perché quella era la mia santa. Spia su per il baranco. E il padre che ha cominciato a sudare, cioè il prete. Sudar freddo. E sudare. E che ha cominciato a borrarsi tutto. E dopo. Eh. L'ha fatto di tutto. E dopo. E il sudea. E il vardea. Con l'altro diceva, non sta a aver paura prete che il mio santo è forte. E vai, ciò, e vai. E il prete ormai non ti capito. E mi colpa. Finale arriva la dote da ponte là che conseguiu fermarlo. Il prete le saltador che ha fatto. Ah, signore, adesso siamo salvi. Salvi. Là tutto borrato, Sì, tutto sì. muoio, sudato. Tutto borraco capivo. Sì, no? sì, Era sì. cagato addosso. Cagai e pisà, pronto, cagai e pisà. E che quando finiva a corona, Tanto pregato pariva. e lui che ha detto, setto italiano, vuoi proprio vedere il tuo Che- santo, che deve essere milagroso. Miracoloso. Miracoloso. Ma che avevano due sto santo a finale. Aspettano. Dite vuoi passare via il camion. È luce del Poi passa via la luce. È luce del E fenomeno. passa via la luce. Ciò, e lui gli ha detto, sì, te lo mostro. Tira fuori in scarsella, sul che San Giorgio. E gli ha detto, sì, il cavallo, San Giorgio che mi ha pulato paura. San Giorgio pulador del camion. Da paura. Pulatore del cavallo. Del cavallo e del camion. Ma è veridico. Oh, sì, Indica? sì, sì, È veridica? veridica, veridica. Sta il padre Roberto Ciottolo Guarda che qua. racconta sempre lavoro lì. Ecco. E sa come uno che ha detto, la donna che ha detto all'uomo che ha detto, amore, se mi fosse dire che mi andessi via insieme il tuo meglio amico, Ah, sì? se scappassi via da qua insieme il tuo meglio amico, lui a guardare e ha detto, ma perché? Sì, ma farei tocchetti. Ma che ha detto, Darino mio passare andare con un altro. Non è essere mio il suo meglio amico, Sì. scappare via con un altro. Ma perché allora con un altro? Vuoi commemorare con chi se no? Dammi qua la bengala del nonno. Prestami la bengala. Ghetto del bisogno. Ascolta adesso ormai. che ti che parlare di scampar via. Grazie Dolo. A se una storia. Sì, me lo perdono, Guarda che io no, saluto altri- ieri siamo stati a casa della famiglia De Carli. Sì. Là a Cascano. E allora è un stanga che lei Zendro. E allora il mega contaca storia. Stanga quello del mercato, stanga la dote della salita. La casca gana. Mercato stanga, no, mercato, fruttera fruttera stanga. Fruttera stanga. E allora c'ha mega contacta storia qua, ascoltiva altri là. E allora c'ha ha detto che Cassadori una volta che n'era, dice che il nonno là era, Leandro era un bravo cassador. Fico! Gatto visto? Mettiti con i suoi. E solo io meno a mia cassata perché sennò. Ma allora ascolta, e allora cassava una volta tanto, domenica de mattina. Bom, olha só, vou falar até em português. No domingo de manhã, há muitos anos atrás, você ouviu falar que o padre, às 6 horas da manhã,
porque era mais no inverno, né? Sim. Era a caçada de pomba, era mais no inverno. Rezava a missa dos caçadores, às 6 horas da manhã. Aí clareava o dia 6h30, 7 horas, liberava para ir caçar. Lorinha Porque caçar. senão não pegava a turma na igreja. Então, às 6 horas era a missa para os caçadores. E às 9 horas, o resto da família. Ma là San Domingo, una volta era le 7, aspetta, le 8 e le 10, 2 messe, Sì. ma nel tempo del conico giorno. Sì, Dopo, adesso l'una. Ancora oggi Ma là per più di finire a soli- messa con una. Beh, Ma ora là, infatti, torna in drio. Allora c'ho scioppi taquari, tipo di scioppi 40. Puscia patrai. Puscia patrai, che aveva tutti questi scioppi lì. Spera un poco qui. E che ne era qui, che aveva le 12. Ma la 12 era becca un scioppo pa... una 20. Ma più moderna, a 20. ma più moderno, ben dopo. Era Gatilli. scioppi per cassare lebre, viadi che bestie lì. Ma cassare colombis era 40, 36, 32. E allora c'ha che venisse fuori la modernità. E ha fatto le lunette. Opa! A lunetta, cioè. E allora andava a cassare in Che qua in smirea. là. Stia attenti qua, Valtteri, stia attenti. Allora andava a cassare in qua in là. Sì. E a colpi seccatea su per rive. Perché il buon caçador, sente quando l'è un colombo e quando l'è lapito. Sì. Ecco. Allora la via che ne Tony Drew chiama colombi. Ecco, un soccol metti vedere. la Sì, via. sì. E allora c'hai seccata Tin Tan in 2 amici. Metti vedere che mettiamo un nome Tony e Beppi. Sì, Se cada Tony e Beppi là c'ho un di muoio, così come fosse in cui. Di buon per cassare. Di buon per cassare che non era nebbia mattina, che c'era mai il di venire i colombi Da pastura. da pastura, casettina, la scioppettare, pau qua, pau la via copia. Ma è epoca di cassata, no? Ma lì a Medi magari. E allora c'ha un seccato che ha detto, ma che insieme a te sciopoli? E gli ha detto la ena, a zena lunetta. Lunetta, che ha detto, ma cos'è la sta lunetta che ha detto Tony Beppi che ha detto? Ca mestiera qua. Per esempio, vedi il palanco la via, cioè per dire la via, dove è il palanco da cerca Portella, là. Sì. a Portella del Sì. Potrero. Guarda così, ma vedo male, ma guarda qua, c'ho il Gavardal che ha visto il palancone. Ala. Che ho visto che n'è una mosca là. Dio ne ha detto, che ho visto. No. Poi che ha detto, allora sta attento, ti gas mira. boh. Dati la via, finì a pidere, va. Quando arrivava L'istante via, che insieme a te il palanco, era una mosca che andava attorno. C'è Pa passa- canala, sol na ala da mosca. Cioè, ma o sciopolo era buon o il tirador? Mira da lunetta. lunetta. La sgranda. No, che ha detto, mi non credo. guarda. E sente che un colombo così da su insieme al matto e guarda, ha detto, guarda che ha detto, la via che deve essere un cinciorincio, che ha detto Tony Beppi, che ha detto, Che distante che l'era. cinciorincio, che là è un, che i colombiani, Carigiò. che ha detto, vuto vede, guarda Beppi. Tony, allora- ora Tony che guarda là, mi guardo- Carigiò, guarda che guardo con Carigiò. me, vediamo. Allora aspetta, È grande. allora Sì, aspetta, sì. mira, Copa. e demorò da toff. Casca- Va la via sotto una Maria Mola grande, cioè, No, il colombo inverno deve e Maria Mola se secche che Sì. via poi cata su un carigio, no. Yeah. Perché ha detto, ma che a casa la via sia tua, vero? Sì, che ha detto, butto vede la grande, sì. Allora Guardate, Beppi Gavardà E l'ho Tony Gavardà che ha detto, Sì. ma dine che ha detto, Che ne? le par di vedere qualcosa a te a finestra, che ha detto, aspetta che guardo me, che ha detto, scusami Tony, ma sondrio vedere qualche dunque quattro donna rento del quarto che ha finestra aperta. E ha detto, sito sicuro? Sì. Sì, allora dammi qua scioppo che lo compro. La lunetta. Beppi che dà scioppo a Tony. E Tony e ciappa scioppo così e smira. Dai, e smira. dai. Beppi che lei è il parone scioppo Sì. che dice. E li drio far che? E che tirito sì o no? E gli ha detto, aspetta una scianta, tiri che aspetta una scianta. Tiri, che aspetta una scianta, tiri, che aspetta una scianta, tiri, che aspetta. Non sei io tiro.
la mia bonda di se ciappale per me è e l'uomo mia. insieme alla donna. E di fuori di mira. Della smira. Brai, sì, momento speciale qua. Momento Proprio. culturale. Culturale deve vedere. Josiel, metti su una sonata là, ghetto appunto là, e dopo andiamo allora a parlare con Con tanta gli uomini. gente che abbiamo Sì, qua, a parlare, bellissimo. tanta cultura, tanta informazione. Sarà bellissimo il nostro filosofo italiano stasera. Va bene? Cosita, vai, sonate. Sul castel del Mirabel, sul castel del Mirabel, c'era uno che cantava sul castel del Mirabel, c'era uno che cantava, lei cantava tanto ben, lei cantava tanto ben e tanto ben, che fino in Francia la sentiva, lei cantava tanto ben, che fino in Francia la sentiva, la sentì stagione del re, la sentì stagione del re, del fior del re, la dimanda che canta, la sentì stagione del re, la dimanda che canta, lei la figlia del paesan, lei la figlia del paesan e del paesan, tutti dice lei la più bella, lei la figlia del paesan e del paesan, e tutti dice lei la più bella, la si è fatta remirare, la si è fatta remirare, da tre soldati armati, la si è fatta remirare, da tre soldati armati, il più bel di questi tre, il più bel di questi tre, di questi tre, resta qui che l'ha tradita, il più bel di questi tre, resta qui che l'ha tradita.
piangerà, piangerà, piangerà. Beleza, beleza. Aie! Cosita-si! Personale che Valtteri si devono vedere ancora, che ne una muccia, del 36º Festival della Canzone Italiana, là del Gramadinho, là di Marau, dentro dei 70 anni del municipio di Marau, dentro dei 150 anni della nostra immigrazione italiana. Allora, tante robe siamo a San Domingos do Sul, no altri, doppia sera. Dobbia de sera è il giorno, giorno 20, ecco, siamo stati là a San Domingos, mega piacesto gran tanto, ringraziamo il sindaco, a Segreteria di Cultura e a tutti quanti di San Domingos. Adesso è il giorno 28, se sabato che viene. Sabato che viene noi saremo a Villa Flores, ecco, là ante il centro di cultura, là di Villa Flores, no... Ecco, Auditorio Municipal Vivian Vanessa Fiori, ecco, per isso che è Villa Flores, per causa dei fiori, i primi moratori di là, ecco, i colonizzatori là di Villa Flores, giusto? E il giorno 4 saremo a Guabiju, il giorno 10 di giugno saremo a Guaporé, al dobbia di sera, al venerdì sera. Al sabato è il giorno 11, no, 10, 12 il sabato, Allora 11, il giorno 11 vendrò a Gentil e il giorno 12 al sabato saremo a Flores da Cunha, al dopo mezzogiorno, va bene, cosita, ecco, e dopo parleremo più avanti. A Pitol Nogueiras, 519-980143 52, parla con Leandro se teu cuore de época de piantar. Olha o que eu tenho na mão aqui. Josiel, dá para ver bem? Sim. Ó, vale um ingresso. E nós vamos sortear no final do nosso Filó Italiano, no final da nossa live. Então, os prêmios e também um ingresso pro Festa Pizza. E a pessoa que ganha escolhe o dia, vero? Para o segundo colocado, depois a gente vê melhor, mas mais ou menos é isso aí. Ecco, va bem. Então, fiquem até o final, depois os sorteados mandam uma foto com um produto de um dos nossos patrocinadores. Va bem, cosita? Può essere, cosita, sì. Ma adesso mi chiamo dentro qua, Leandro Sucol, vieni, ciapa un microfono, vieni dentro, a Dolores, Anca, a Leandro e la Claudete. Leandro è il nostro presidente della Assisco, la nostra associazione. Buonasera Leandro, poi ce n'è Magreto Scantini. Buonasera, vedo mal patio. Oh, e allora Claudete, tutto a posto? Buonasera. Vieni avanti qua, sta a volontà. Ma si caldo, guarda che il fogone sì, qua abbiamo il qua. fogone intaccato, qua caro mio, guarda qua. Sì, qua Non so se la sa, si vede? Sì che si vede un pochettino. Si vede. Sempre intaccato qua, con una bragara dentro grossa cosita, ecco. Sta qua cosita, camera Poldo Parara numero 8 là del Bruttino. Va bene. Buonasera Claudete. Buonasera. Tutto a posto? Tutto a posto, sì. Un piacere essere qui. Buonasera a te, Marossica. Il Bruttino là che non è tanto brutto. No, Bruttino. vero? No, non sei tanto brutto, no. Le donne te cata bene, ma gli uomini parla verità. Buonasera anche a Marinho. Grazie Degar per portare avanti la nostra cultura, per mantenere viva la nostra cultura. Stamattina parlava con il dottore Márcio Mesomo, che è un dottore che fa le cirurgie dei denoti. Ele mi dizia così, stanotte ti vai vedere... Lauro Mesomo? Sì, ti vai vedere Degar, sì, Val. Allora diga a lui che io con 5 anni di età andai a Serafina a vedere il mio nonno e ascoltava il programma italiano. E ho cominciato a parlare
per causa del programma, perché senão non parlava La mia. sua famiglia adesso mamma si turmina, qua di Turmina, Serafina. sì. Ecco. Ele ha detto, daga istrucon sta mia de desmentegarvi. Allora, che mi ha dato Grazie dottor, grazie, ecco, sono tanto amico di tuo padre, di Lauro, di Carlos, sì o no, che conosci tanto bene. La Claudette, per chi non lo sa, la zia avvocata, la zia dottora e la zia presidente del Festi Pizza di sto anno qua. Un buon lavoro a te, ecco, puoi contare con noi con la divulgazione, siamo di divulgare tanto e crediamo, Leandro, anche a te, che il Festi Pizza ha fatto un bel lavoro di tutti gli anni che le drio, che non occorre tanta propaganda, le persone che a caro di venire a Serafina, guardare la programmazione, e la è ricchissima, è bellissima, ecco, e il mangiare pizza chi che non gli piace, ecco, e allora, tutto a posto? Sì, maraviglia. Allora salutarti qua, Marostica, grazie per aver stasera qua, un altro poter essere qua, per parlare un po' del Fest di Pizza e convidare anche a quelli che devono ascoltare, quelli che sono indecisi di venire del Fest di Pizza, che vengono, che abbiamo mangiare per tutti e quanto di più gente che viene, meglio, né? Quante persone da per dire che sta la dote del centro di eventos? Da per mettere fin 4.000 persone. No, tutte la sera, né? Maria Santissima! Ma 1.000-1.200 persone quel sera, vero? Per sera da permettere. Sì, ecco. Fin 5.000 persone da per tranquillo, vero? 5.000 ingressi, 5.000 ingressi, ecco, va bene. Allora se venerdì sera e sabato 4 e 5, 11 e 12. Giusto. Parliamo della programmazione, da che siamo qua, approfittiamo, no? Valti che si casa, mette via la programmazione, dopo vi caratterizzare col gruppo che viene. Le pizze qua, dopo che ne ha capito lì e la Dolo viene dentro per parlare solo delle pizze, che assieme a loro. Giusto. Sì. Ecco, va bene. Noi parliamo a Claudetta, la parla della programmazione, lui fa i patrocinatori, dopo facciamo le pizze. Va bene allora. Parlo un po' in portoghese, un po' italiano perché... Si può parlare in portoghese, fica va a vontade, bene. ecco. Come se tanti tipi sapori di pizze, anche c'è tante músicas lá. Então toda a programação ela vai ter mais de 56 sabores de pizza. E também nós vamos ter nas 4 noites 2 bandas por noite. Então a gente diz assim que tem pizza para todos os gostos, mas também tem música para todos os gostos, né? Nós temos os grupos, nós priorizamos os grupos da cidade, né? Para valorizar a nossa gente e também grupos de fora, então para diversificar um pouco. Esse ano também a gente tem uma novidade que vai ter pizza sem lactose e sem glúten, né? Opa que tem lá! bastante gente intolerante, Isto, então é uma novidade. E isso então, né? A música nós temos 2 bandas por noite, então a gente diz que é um evento gastronômico, um evento cultural e de muita diversão, né? Porque nós vamos ter bastante música e vai ser um local bem legal, porque nós reprogramamos ali o CTG justamente para melhor receber as pessoas. Giusto, così allora parliamo un pochettino delle pizzerie, né, che l'esempio insieme, e senza le pizzerie non sarebbe buoni fare la pizza, né? Allora sì, ringraziare le pizzerie, abbiamo 4 pizzerie che le fa le pizze per le 4 sere, tutte le sere i lavoro e quelli che lavorano di più di tutti, né? Sì. Allora la pizzeria della Nona, la pizzeria Grande Bico, la pizzeria Nostro Pane e la pizzeria Paladar. Ora un saluto a tutti loro. E se le padarie e se le pizzerie che va a partecipare con le pizze. Con le pizze, le loro che va a fare le pizze. I 56 sapori è dividiti un po' in cada una, né? Cada una fa la sua, infine. Per poter non ripetere mia sapori, né? E che abbiamo da ringraziare anche ai nostri appoggiatori, patrocinatori, appoggiatori, i patrocinatori che abbiamo la BRF, Sicredi, la Cooperlatte, Sicobi, Grano Alimento, la Neti 11, Oral Unici, la Toli Distribuidora, Unimedi, Appoggio del Banco del Brasil e anche l'organizzazione per la Plena Imprendimentos. È buono anche da Sardritto qua, che abbiamo la parceria con la prefettura
municipal de Serafina Correia, a Câmara de Vereadores, então que aporta recurso para a gente poder fazer aquele evento qua, recursi que é público, que é nosso, mas para portar avanti aquele bellissimo evento. Anche questo anno è buono anche fare da far ben chiaro come si dice, né? Che abbiamo i 150 anni dell'immigrazione italiana. E allora il Festi Pizza ha un'allusione per i 150 anni dell'immigrazione italiana. Allora tutte le Stato devono fare diverse attività, diverse feste e noi anche allora facciamo insieme del Festi Pizza sto anno la allusione ai 150 anni di quei che viene i nostri antenati, né? Che dopo parliamo un pochettino di più anche col nonno che è là, né? Sì, qua nella chat abbiamo 4 generazioni qua, la Laura, Leandro, Alcide e Balduino, dei 15 fino ai 95. E anche Edgar i 65 anni del municipio anche. Allora tutto insieme, 10 anni, 10ª edizione del Festi Pizza, 150 anni dell'immigrazione italiana e anche 65 anni del municipio. Va bene. Tante cose per commemorare. Ringraziamo Adriana e Michelle che quadrio fotografare e filmare, loro che fa la parte della divulgazione, è vero? Sì, sempre qua. Vuoi mi passare in bianco di ringraziare al sindaco di Serafina, a Daniel Morandi, che lui mi ha chiamato questa settimana, mi ha assai contento, che ha detto così che possiamo contare con lui per la parte dell'italiano, ecco, mi sono stato gran contento, ma sul con il detto, Sondrio, giuttare il Festi Pizza e do altri che avremo anche Adriana, vero? Siamo di che riunirsi, noi altri qua, perché avremo in novembre il 29º incontro dei diffusori del italiano del Brasile. Qua a Serafina Correa. Qua a Serafina Correa. Mi diria che... Sto anno che il Signore mi tenga vivo. Da per dire che è del mondo, né? Che è autorità italiane. Ma volevamo fare gente per tutti i cantoni. Facciamo una festa mondiale. Detto para fuori ancora i gatti sotto il fogone così con rampin, futta gatti. Con la stropa. Tutti a Serafina. Con le strope. Con la stropa. La stropa di parare fuori i gatti e dargli i fiori. No? Quante stropai che mi hai dato, Ecco. Così, la scusa di parare fuori i gatti, né? Qua scusa. Il Filolz è tuo. Puoi parlare cose che te vuoi. No, tutto certo. Mica varia caro che da che gavis carta faccia in man, che parlessi delle attrazioni. Na sexta-feira do dia 4, quem que vai estar ali? Claudete, vai! Dio bello, il mio chai. Che vedo mia senza. Agora vamos lá. A Dolores e Adriano... o Beto, quando eles vêm aqui daqui a pouquinho, eles vão falar dos sabores de pizza, sobre as pizzarias. Leandro che piace parlare, lasciamolo parlare. E Anca, a Dolo vai falar, Josiel e Michi, se organizem aí, ela vai falar da maior pizza do Brasil. Ecco. Sim ou não? Justo. Se tiver imagens ali para depois rodar. As atrações, vai lá. Adesso che io c'hai che vedo. Adesso sim. Sì, adesso sì. De novo, no final da nossa live do Filó, tem sorteio de um ingresso. Guarda lì. Guarda qua. Olha ali, ó, sorteio de um ingresso. Então, sorteio dos prêmios e também do ingresso. E poder escolher a sera che vem il Festi Pizza. Pode escolher a noite, ecco. Allora, il giorno 4 avevamo Adriano Souza e dopo il gruppo Passiones. Ecco. Due gruppi buoni. Dopo il giorno Isso na sexta. No dia 5 no sábado. Giorno 5 allora Douglas Wills, Farina Brothers. Dopo allora questo nel primo finale di settimana. Dopo il secondo avevamo il giorno 11 Carburetos e Kellen Dalmas. Opa! E giorno 12 Daisy Zillo e Vocal Allegro. Allora musiche per tutti i gusti. Va bene, così. Chi che si deve aiutare all'associazione e anche avanti dell'organizzazione? Prima Leandro ha detto pleno imprendimenti. No, pleno eventi. Plena eventos, porque nós temos a Plena Empreendimentos, que é uma empresa de Serafina Correia, né? E a Plena Eventos é da Marli, é do Vivan, lá de Nova Prata, que são nossos amigos lá também. Mas avevamo Carlo Sela, che è da Plena Imprendimenti. O Carlo Sela, Dilson, Zanella, Catuta. Ele sempre uma coisa tanto che abbiamo fatto una propaganda, chissà chi patrocina la nostra live.
Justo. Essa propaganda é de brinde, mas próxima. A próxima. Que Perché furbo, ah. mi era io pensare che il tempo qua che mi dà mia mettere il cascaio e postar su intorno al 7G che siamo mia e Carlo Sela davanti. Ah, sì, Aí de repente mi viene in mente e devo parlare senza voler, ma tutto certo. Qualquer coisa é só chamar lá Clanovix, britagem, vem caminhões de brita lá, 20. Possiamo do brita. Un di l'altro, un solo l'altro. Depois pode espalhar. Il Gavè della testa alla pleno imprendimento, per questo che il ga parla. Olha ali, ó. Nostri patrocinadori, tocca fare propaganda. Ah, sì. Va bem. Cosa ancora voleresti parlare? Claudete, que tu lembra? Então, o que nós Convida gostaríamos, então, que vocês curtissem, né? Compartilhassem nas redes sociais da Cisco, do Fast Pizza, né? www.fastpizza.com.br. Inclusive, nós estamos sorteando 8 ingressos. Então, corram lá, né? E participem, que são 8 ingressos que serão sorteados. Os ingressos também antecipados, eles são limitados, como o Leandro falou, 1.000, 1.000 e poucos, 1.200, 1.300 por noite, mas a procura já está grande. Então, até que tiver, a gente vai ter, e depois nós vamos limitar, né, até para nos organizarmos. Então, corre lá e garanta o teu ingresso. Vou falar em português, que Sim. muitos não entendem. Tu consegue? Então, provemos, né? Te ensino. Vamos experimentar. Então, o valor do ingresso antecipado é bom quem já comprar, já garantir, né? Então, o valor antecipado é R$ 98,00 até na quinta-feira, dia 3, né? Dia 3 e depois no dia 10. Então, nós vamos deixar os ingressos abertos para comprar no site até na quinta-feira, no valor de R$ 98,00. Na hora, o valor é R$ 128,00. Então, é importante dar uma boa diferença aí no valor dos ingressos. Meu Deus, ficou muito bom, né? Eu acho que 128 é o preço. Sim. Seria o no preço máximo. da região aqui dos eventos, das feiras, né? E 98 tá de barbada, E né? também para quem organizar grupos. Então, se organizar grupos para vir com de van ou micro-ônibus, enfim, que aí pode tomar, beber e ficar à vontade. E o contato para quem quer vir de micro-ônibus? Aí nós temos assim, um grupo de 15 pessoas, acima de 15 pessoas, o valor do ingresso é R$ 93,00, tá? Então é mais um desconto que a gente está proporcionando para os grupos. E mais o motorista, e né, mais que o traz motorista ganha o também ingresso. ganha o ingresso. Então, a gente está fazendo esse movimento aí para trazer pessoas realmente de várias cidades, de toda a nossa região aqui, para virem prestigiar o Fast Pizza, para virem aproveitar essas noites. Os ingressos podem ser comprados direto no site, né, www.fastpizza.com.br, e também, se tiverem alguma dúvida, alguma questão ali... Eu tenho uma dúvida. Tem algo para beber também que está incluso? Isso eu ia falar. Então, são 56 sabores, mais uma taça de vinho espumante ou um copo de chopp, né? A escolha, ingresso, né? Uma dessas 3 coisas. E pizza, água e refrigerante liberados a noite inteira. E para quem chega lá e disser que eu viu aqui na live, no nosso filó italiano, pode comer um pedaço de pizza a mais e botar na minha conta. Pode ser assim? Pode, combinado. Beto, gostou da ideia, né? Bota na minha conta lá. Vai, cosita. O telefone também, para alguma dúvida, informação, enfim, o telefone da Cisco é o 549-9196 0837. 9196-0837. Isso aí. Justo? Justo. E no site também tem os sabores das pizzas, né? Opa! Se alguém que sabor vai ter, então lá no site tem todas as informações, inclusive os sabores das pizzas e os ingredientes que vão em cada pizza também. Tem alguma empresa que vai estar lá, que vai fornecer produto além das pizzas que vocês gostariam de citar? Tipo bebida, coisa assim? Ou não? Não há necessidade? Na verdade, a bebida, a gente tem uma parceria aí com várias empresas aí na volta aí também. A parte do refrigerante, a água também, a gente tem contato, mas o que vale é os patrocinadores, o todo aí que a gente trabalha, né? Certo. Então, a gente precisa ressaltar mesmo quem está fazendo o nosso evento acontecer. Então, a gente
várias mãos juntas, né, como se diz, que estamos trabalhando aí, fazendo uma força grande para a gente poder atender a todos aí. Guarda um pouquinho e volto a falar italiano de novo. Sì, guarda un pochettino e torni con tutta la tua famiglia. Gente, daqui a pouco nós teremos 4 gerações aqui. Vocês não podem perder, porque tem história muito bonita, história antiga. O nono Balduino, ele vai começar contando sobre o que ele lembra da Itália. Mamma O mia. pai dele, do nono dele, que o Dr. Paulo hoje se pergunta que eles vieram de Cotiporã porque teve a família Socol lá e ele disse que sim, que ele lembra, que vem este de Belluno, a vostra famiglia. Paga do Belluno, provincia di Veneto. Ecco, cosita, una delle province del Veneto, giusto cosita. Va bene? Cosa ancora? Sì, Edgar, Ah? volemos entregar-te Mm? um ingresso especial. Per me? Questo è tuo. Oh, ma gente. Guarda che bello. Allora, questo è per te ringraziare per l'opportunità di stanotte, di questo filò, Ma e guarda. anche per por tudo aquilo que tu representa para nossa cultura, tá? Grazie. Então, é para ti e nós estamos te dando com muito carinho. Va bene, grazie. Bravi, cosita. Giusto, Se vai Leandro? mangiare pizza anche a te loro, né? Che mia scusa non mia, né? No, Val. Depois escolher la sera che te vuoi. Sì, Val, con tanti affari sto mese qua, che abbiamo 7 presentazioni sto mese di giugno, ma sicuramente 2 sere andiamo. Ma Sì. te dassi mio di mangiarne. No, mangiare beve, siamo a casa, neanche andiamo a piedi. Giusto così. Allora, Josiel, una sonata può essere. E dopo chiamiamo qua Beto e la Dolo e dopo 4 generazioni qua con noi. Vai Josiel, su sonata! Tutti della Italia, con le famiglie o gli amici, sono arrivati al
Devemos cambiar, mudar. Plano B, diz Marinho. Plano B, sobre as pizzas, sobre a maior pizza do Brasil. Ecco, e Beto che viene a parlare sobre le pizze, lui che fa pizze di notte finché si insonia con pizze, tante che ne ha fatto. Ecco, Ciarello e la Dolores, e viene qua de nascianta. Buonasera Leandro, di nuovo, buonasera. Buonasera Marosica, buonasera a tutti. Ecco, siamo qua. Questo qua è il nono. Il nonno Balduino Socol, con 95 anni. Cosa cognome della vostra mamma? La mia mamma era Aurelia Cortese, la Aurelia, Massolini quando era 15, Emilia Vacca, che ne era la so, Rinaldo, erano tutti primi. Cugini. Primi cugini. Ecco, bravo. Alcide, buonasera. 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 Tutto a posto? Sì. Tutto a posto. Ecco, vai. Laura, buonasera. Buonasera Marosica, buonasera a tutti chi sei qua e tutti chi seguono assister del Facebook e tutte le reti sociali. Quanti anni che mi piace ascoltarla che staria quanti anni? Mi con 15 anni adesso. Ecco, ti devi studiare dove? Sono di studiare della Scuola Federale di Sertão. Di Sertão? Sì. Te vai fare agronomia? Non so mia se è agronomia, zootecnia, ma qualche mestiere là. L'involta. L'involta. Ecco, e là te catti qualche d'un per parlare in italiano o no? No, solo che alemani. Tanti alemani là. Tanti alemani. Ci sfaglia che fancia fungia, nessuno capisce niente. Non è facile la lingua degli alemani, no? Il nostro italiano la fa parte del latino, vero? È una lingua neolatina, allora è più facile capire il nostro italiano, ecco, così. Ma allora a casa parli tutto in italiano? Casa mia no. No? No. No, tanto. Se parla, mi parlo più con ella, ma ella ha imparato tanto quel nono, quel bisnono, imparare a parlare in la scuola dell'italiano che è un bellissimo progetto questo di menare avanti. Ella ha l'opportunità di essere l'alunna della scuola dell'italiano e ha imparato da piccola con la scuola. Allora, insieme del nono, noi fratelli, mica volevo parlare quel paio, quel nono, ma pare che se parlo mio italiano, se mi devo parlare la medesima lingua, allora se parla tanto non entri ancora l'italiano. La piccinina canta, ho sentito che parla. Sì, la parla un pochettino mestiere. Quanti anni gala? 5 adesso. 5 annetti, sbalbuccia su con parole messe masticare su. No, devo cominciare a cantare ciao, ho sentito, è stato bello, ecco, così. Allora desde piccinina col tuo italiano, te lì di che facilità in leder, vero? Mi sì. Ecco, ho visto. Mi go a imparare, ma quanti? 3 anni mi go a insegnare a parlare? Fino adesso mi parlo, mi ledo. Scrivere no tanto magari. Ah, sì. Ma allora te sei di fare una delle prime che ha cominciato a fare la scuola dell'italiano. Sì. Dopo si è fermata, perché tanti affari, tante robe, avanti in drio, la famiglia, studio, che è l'inglese che si deve fare. Non sta smentigare l'italiano. No, adesso mi go a finire l'inglese, ma l'italiano è il morre mia, no? No, vero, quella è piantare in testa, va bene. Alcide, getto ancora le prime reci anche a te. Opa, ancora le prime. Parlami del mulin. Il mulin è quella farina della... Farina d'Emilio della nonna. Che nonna era? La nonna de Balduino? Mio conoscevo la nonna. La nonna, la mia nonna, né? Sì. In omenaggio di tante polente che le nonne le ha fatto, né? E sta per quel che è un gatavora farina d'Emilio della nonna. Ma se nada a Sasso? A Sasso. Produzione e attende tanti municipi, vero? 17 municipi della regione. Che spettacolo! Ecco. E il miglio comprendo due o lo fai altri? Il produciamo noi, perché comprarlo a volte ti compri una mistura di miglio. Insieme al mesmo camion viene 3 varietà differenti. E allora dammi una polenta pulita. E allora se l'impianta noi separa tutte le varietà, secca a casa e facilita
per la farina, no? Sì. Che tutti i migli da polenta, ma polenta buona neanche tutti. Oh, visto? Ah, per fare la polenta buona le mie solo acqua, sale e farina e smischiare, Sì. che vuol smischiare per la sommensa del Per la miglio, per la sommensa. Ecco, va bene, bravo. Il miglio col gran più duro che ha, e dà la farina meglio. Se il ha il gran più molle, che te metti in il mulino, in il sasso, e vira una polveretta, sai mia farina, si trasforma in polvere, Sì. E se il gran duro, allora si trasforma in te la farina. E come che l'hai fatta a sasso, già sai la farina che come cotta, la sai con una temperatura aderente là a 50-60 gradi, e allora bisogna il gran duro del miglio per aguantare il processo dei sassi qui si muove. Ecco, sentite, Mica mai lavorato il mulino, ma... Ah va? Ma te mangi tanta polenta, Pagetta? Ah signor. Brai, cosa che tu pare che fare un'intervista a tuo papà, cosa che ti, Leandro, dovresti domandargli a lui, che ti viene a mente, che fa parte della cultura italiana, che le devi usare come legato della lingua sicuro, del parlare, ma cosa ancora? Deve pare? No, mi pare che è sempre stata una persona che deve parlare, deve sempre incentivare altri fioi. Siamo in quattro fratelli che parlano italiano, i netti e tal. E che ancora? E che piace giocare le carte, giocare le bocce. Giocare bocce che tira per sopare? Prima che parlare di cassare, figli di cui il ancora sono scappadette. Dove sciopettate? Che piace tutto. E lavora in colonia. Il paese è sempre stato un visionario. Che ha terra Santa Catarina, che ha opportunità di andare al seminario, quello era dove no. Opa, quasi prete. No, che scappa via buon'ora. Quasi prete, Falso. Ah, falso. Un corso di agricoltura e per dirigere una piccola firma là di seminario profondo Opa. era una scuola agricola che ha fatto quel corso là. Bravo, così. Che persone che hanno quei 70 anni, i chiari, vero? Che abbiano queste idee e che sono andato a studio e conoscimento. Va bene, maraviglia. Alcide. Che ti diceva di cassare? Me bisnonno, suo nonno, che veniste dall'Italia, e gli ha portato una scioppa francese. Una scioppa francese? Opa! Che me bisnonno, era marcenero, il feacarega della Francia. Marangon. E era da stare in dell'Italia. Solo che aveva le cartucce con la spoletta, non come quelle di noi. Capete? La guccia che battete la capetta del lato. Solo che gli ha portato 5.000 cartucce, ma le ha finite. E dopo che ha toccato sbusarla di nuovo, fare con le cartucce che n'era qua. Opa! Ma gli ha portato una scioppa, allora viene di famiglia. Sì. E dove è la scioppa lì? L'ha andata fermarsi in dove? Al Paranà de parenti, né? Che mio nonno la distribuiva tanti mestieri, suoi sobrini, i pisuei, la cappa, la scioppa, per avere un ricordo so neodi. Sì. Neodi seria i sobrini, né? Sì, e la cama è andata a fermarsi in dove? Che la cama che si viene? La cama la avevano lassù in la cabana. Secondo il nonno qua 117 anni. La cama? La cama. E la di legno? De ferro. Ah, de ferro. Che il ferretto fin. Sì. E della marca Vali. Lassù ancora la sua etichetta col numero. Guardati, ecco. 117 anni. 117 anni. Mi vuoi sapere onde è che il nonno Balduino e il gas sai o c'hai?
Ora, grazie a Dio, non ho mai più bisogno di occhiali. Che sciocchemo è male al nono! La mia visione è completa. Le reci, quelle sì le stragate. E solo veniste grande, par poco, vero? Ma no, proprio grandone. No. Dai. Capisco ancora un poco, Sì. anche a casa la nonna la naosa schietta che le facile capirla, no? Io sono facilita, no? A nonna? La nonna, so donna, ne? Te che è a nonna viva? Sì. Quanti anni ha nonna? 90 è là, 90. Che famiglia sei a nonna? È da famiglia Trentin. Ah, Trentin. E a mamma? Tua? A tua? La mia mamma, lei era sordi. Ah, sordi, sì, sordi. A Fiola d'Adelino, sordi. Giusto? Sì, i nostri vicini là. Ecco. Quanti anni di maridai? 71 e 3 mesi. 71. E quanti di? E quanti di? Ai 24 già via un altro mese. Quanto tempo si dà amorose? Oh mia, tanto, 20 mesi, neanche 2 anni. E con che età si maridà? Me con 24 e la nonna con 19. 19, va bene. Ma adesso torniamo in Drio. Cosa che vi viene a mente della Italia, della vostra gente? Voi siete la seconda generazione. Sì, quando le veniva sto il nonno, l'aveva nome Carlo, suo padre di mio padre, no? Carlo, le veniva sto la famiglia intera. Ma prima che veniva sto suo fratello 2 anni, si stai là contemporaneo con le veniva sto la famiglia, già aveva qualcosa da mangiare, patate dolci, miglio lo batteva col martello per fare le prime polente. Col martello? Col martello, sì. No, pian. Ah sì? Così. Dopo allora le veniva sto la famiglia intera. Il bisnonno, la bisnonna, 7 figli e 2 neodetti che manchiano suo padre con madre come si dice, orfani. Ah sì? Orfani. E si sta là in contemporanea e poi al Side in un'altra scuola di Chassin e ha tentato per fare l'incontro di Soccoi. Noi siamo stati buoni che un posto che stiamo tutti e ancora da fare. Oh, Giappè e l'arena. Arena. Lei che sta lì. La donna dell'arena del gremio che sta lì, L'arena del gremio, la donna, lei che sta lì, Voi sei andato a conoscere l'arena? Sono andato prima all'Olimpico e anche l'arena. Allora femolate l'arena. Sarebbe bello di riunire tutti. Quando che mia nonna che avevamo fatto 70 anni che abbiamo riunito tutta la famiglia, ma se ne buttiamo un bel pochi. Va bene. Ecco. E voi avete passato necessità o no? Di dire no, sempre passare una vita più o meno buona, lavorando, tutti che lavorano, i fioi e tutti i netti non ne hanno miserione. Ah, para. No, mia Marigno e Brutinga abbiamo fatto una pesquisa che quei che leva su bonora e la ora i ga sorte te a vita, il nonno che sorte te a vita anche lui, che tu visto, mica quando mandasse che passare necessità. Oh, io perguntei per ele se le passò necessità e ele mi rispondeva che le sempre lavorarono. Un'altra roba. No, dimmi la mano qua, nonno. Ancora una roba. Un'altra roba. Non ho mai mollato una foghetta per usare soldi. Mi sono dell'opinione che quando si è contenti bisogna fare dottor Paolo fa. Quella è il bordello che tocca fare. Quando che si beve una spumante.
non bruciare soldi di foghettoni. Bravo, mi sono medesima opinione che voi. Ecco. Perché non è il dito che ne è il signor e il poaretto. Sol che te va a vedere il poaretto che viene in casa, il che tira da i peleghi e il zareio del cavallo, e lo tira viene un canton, e dea i can, gatti dormire insieme. Sol che il signor che arriva a casa e c'è i pellegrini li mette insieme alla stanga, e metteva il zareio insieme alla stanga. Allora la differenza del signor e il poaretto è solo il capriccio. Che non è mia il signore il poveretto, che è il capriccio. Lei il capriccio. E a colpi di 5.000 a tempo. O che là il ga capriccio. Ma allora quel che ga capriccio il cata tempo. E il tempo se o cata fuori quando che se ga capriccio e voglia di lavorare. Salta fuori il tempo. Te lavora che incerà il cavallo, che hai tutto a posto, no? Sì, te il supporto essendo che se no i cani, i gatti fa su sparamo con me da ora perché te fuori tutto. Così. Me nonno Giovannin colpeva su un portel e che metteva un parafuso con transà. Che noi che il morel portello restea, se restea aperto, sarà o metà via. Dove che fermea il portello là lo stea. Dove che il voleva stea fermo. Era mia o sta sarà o sta aperto. Ecco. E lo metteva a piombo che conforme che se verdea e stea. Qua col nonno adesso, si è andato a cavallo tanto. Tanto. Quando sono venuti di stare contemporaneo Monteveneto anticamente noi a San Marco di Evangelista di Casca noi, che abbiamo messo 3 giorni, che abbiamo parato 5 vacche, 2 giunte di boi e diversi cavallari, perché il tempo là cada uno aveva il suo cavallo se li ha per andare affari. A me la domenica era una roba sagrata, non poteva faltare. La domenica. Sempre de fede. Era cavalli mansi di Selin per le donne e i nostri capricci, che erano le bocce, la briscola e carrere. Le carrere anche all'estate. Ma voi eri bravi a cavallo, bravo. Come quando era al Doveneto pesava poco, con 17 anni che aveva 47 kg, quando mi metteva su un cavallo per correre con 60 kg, se aveva un pelego con 6 borsette, metteva dentro piombo, baline di piombo per fare 60 kg. Quando chi mi metteva su un cavallo per correre, il padrone del cavallo mi dava 5 fiorini. Opa! Ma non mi ricordo mai di saisto del partitore d'Adrio, sempre del gritto davanti, perché le più facili arriva fuori sai davanti, non chiede giro. Ecco. Le carriere per me non è stato un pregiudizio, solo che quando sono venuto con età, ho detto bene, fino a coi avanti basta. Dell'embranza delle carriere mi ho comprato una badana di Beato Pardo, di Beato Pardo per l'embranza. Una badana di Beato Pardo. Sì. E ho dato alla nonna un bel po' di soldi per comprare tutto quello che occorreva andare fuori di famiglia, di mio papà, sono andato a stare alla 14, si aveva comprato a San Marco 2 colonie prima e per me allora mi pare di comprare una colonia in Medala, dove sono stato al principio. E un bel po' di soldati, l'ha comprato, soldati, fugoni, tutto quello che occorreva e la sopra soldi che mi aveva guadagnato le carriere. Guarda. E cosa ancora che vi piace quando eri giovenotto? Che dico a quelli che non mai conoscono carriere,
per quel che non sa fare, che non si mette, che non si mette via. Non te metti in questo assunto. Ma io non posso lamentarmi delle carriere. Ecco. E dopo giocare bocce? Le giocare bocce sono con 6 medaglie dei campionati municipali di Casca, di bocce, di briscola. Mi dispiace di non la portare a mostrare. Bene, ecco. Non le mie guadagnate tutte, no? Il nonno l'aveva anche i gai di briga una volta. Dei più giovani, se vei i galli di briga, il gallo di rigna sarebbe in portoghese, ma i gai di briga, si andiva per le famiglie con i gai in una sporta di dressa. Che stia solo con la testa fuori. Sì. E là si fa brigare e quelli che guadagna 5 fiorini. E per preparare le spore che pesi come. Con una lima si fa la punta. Limea le spore. Adesso mi vuoi sapere una roba. E lo vera che Valtri in famiglia là capei tori, cacciassi. Mi tanto no, ma mio papà era castrador di tutto. Porchetti piccoli, porche grandi di castria perché non le fece movimento. Aspetta là. Castria i cacciassi anche le porche. Anche le porche grandi, E tori. Tori? Sì. E gai? Chi che capeva i gai caponi? La nonna, mia nonna capeva i gai. Perché fece una carne più gustosa. Che aveva sentito ancora capone di gal. Sì. Che ho sentito dire ancora. No. Oh no! I gai caponi, mettete i capelli, mettete a caponare che dava di me sia più bei, più gordi, carne differente. Sì. Che tagliava via il morbin. Bravo. Cosa ancora che il nonno potrebbe parlarmi? Il nonno è sempre stato un poco di negozi, ma l'ha imparato quando è a scuola, quando è a scuola che vendessi che al professore che l'aveva. Prima che vendesse il grassain. Ma allora lei era furbo. Che vendeste un grassain al professore. Era ancora piccoletto, di 8-9 anni. Sì. Il mio professore mi mandava a armare il trappolo per ciappare rati con una toletta, mettere la pastura, la distruggeva e li stia morti. Ma quale tipo di rati? Rati di rossa. Preà? No, picchiai qui della coda. È un ratino. Rati proprio, no. No, Preà. Fatica la mia sotto una trappola. E cada 5 rati che portava era un fiorino che mi dava. Ma lui feli che quei rati? Dagre mangiare ai grassaini, che l'aveva 3 grassaini. Dopo che ne vendeste uno al padre, uno a scrivone e uno se lo tenesse lui. E il padre lui dice che gli ha scappato con la canaula su. Con la canaula, Le mi è andato a ciapparsi il cuore della medesima gaiola. Ma era Baucolo, fammi un favore. Bauco 2 volte, sì. E allora che ha mandato via al prete, al padre, che se voleva tosse, no, te fa un presente a te. Ma guarda te, c'ha i rati, ecco. Il maestro che aveva i grassain. Grassain è il candemato. Un candemato, sì. Ma si gacciapai piccinini, che mansai a casa? No. Le trappole. Gaiole che li fa apposta. Per ciapparli. I varentolo, la mia paura. No. Immagina, cascare dentro una volta, lo tira fuori e dopo una cuore di quella. Va bene.
Cosa che potremmo domandare al nonno ancora? Il nonno ha tante storie, il pai... Una frottola, una storia da ridere, penseo. La storietta me era piccoletta, ma che sono lunga. Contemi una. Se anche la lunghetta mi stufeo un poco, no? Picurta, contemi una picurta. Una di una ora solo, Curtina. Beh, allora conto una che aconteceu a Chapecó, Santa Catarina. Ecco. Quando che gli ha fatto la colonizzazione del mato là da sta gente, gli è andata una muccia di gente di qua della nostra regione là. Sì. E era solo la parrocchia di Chapecó, di tutti i municipi là in volta, e che è andato un pretino dove per andare a lavorare. Il superiore lo mandò a pregare la messa in tal cappella distante, ma a cavallo che tempo là... tutto a cavallo, sì. Altri negozi non erano miei. Sì. E toccava a cada famiglia una isola lo mandare dove era tal cappella e avanti, li rimette a casa dei cabocli. Sì. E gli hanno mandato. Se sapesse insegnare la strada andava fin a tal cappella, il caboclo gli hanno mandato, il signore vai là a fare o che? A rezare la messa, insegnare il cammino del cielo che la gente là che ha bisogno. Tu mi dici che non sabe o cammino até a capela, vai ensinar o cammino do céu, que é muito mais longe. Aê! Bella questa, Bravo. Lei è un peccato che il tempo il sole, hai visto? Beh, che è dato una ora e mezza di filò. Se non mi stufo incontro una pilonghetta la storia. No, pianche che avevo mia tempo, non un peccato. Mia vera, un peccato. Che avevo ancora Beto e la Dolores, che avevo sorteio. La foto del... Tá bom. Ecco. L'altra volta che se catemo per sì, conto un'altra storia. Bella fatica. Ti potresti gravarlo, anche, gravare una storia e mandare per noi. Il pai vuole contare una storia curta? No, va bene. Cosita, allora Leandro, mille grazie a te. No, ma leve quando ve mando dir. Di qualcosa bisogna morire. Marostica. Ma qua... Che, Laura? Desde i 4 anni che mi mena a Santa Catarina a fare i viaggi, là da Mesia, che la vive in Santa Catarina. Non ho paura di morire. Bravo, neanche a me. Qua di 100 anni se cattaremo su in paradiso insieme. E beh, che 6 anni che il nonno mi dice, guidea che questa è la ultima volta, me vieni insieme. Le 6 ultime volte. Brava. Ma desde i gavenhesto insieme con la mai e col pai quando aveva 6 mesi si mondai a Santa Catarina a Testamesia. E dopo quando che aveva 4 anni lui e la nonna i ga diventa matti guidea perché mi ga mena mimi sola senza il pai senza mai là di Santa Catarina una settimana. E dopo fin di ancora mi va lassù con loro. Sempre parceri. Ecco, mandi un saluto a sta gente là, Leandro, te. Saluto a tutti. I parenti. Che ne tanti, come ha detto il nonno, dove si alluga l'arena, dove fa la festa. Va bene gente, un sciocchemo alle mani questa gente qua. Grazie! José, metti su una suonata. Vai là. Il cacciatore del bosco trova una conda di mela, era graziosa e bella, graziosa e bella. Il cacciatore
era graziosa e bella, graziosa e bella, che il cacciatore se innamorò. La prende per la mano e la conduce al sedere, dal gusto e dal piacere, la bella bimba si addormentò, dal gusto e dal piacere, la bella bimba si addormentò. Intanto la bella dormiva, il cacciatore vegliava, innalza gli uccelletti che non cantassero, perché la bella potesse dormire, pregava gli uccelletti che non cantassero, perché la bella potesse dormire. Quando la bella si sveglia, il cacciatore venga, innalza gli occhi al cielo, gli occhi al cielo, pure crudele mi ha tradito, innalza gli occhi al cielo, gli occhi al cielo, pure crudele mi ha tradito. Bella, non ti tradisco, non sono un traditore, son figlio di un gran signore, di un gran signore, e te lo giuro ti sposerò, son figlio di un gran signore, di un gran signore, e te lo giuro ti sposerò. Aie! Che spettacolo, che maravilha, cosita sia! Vuoi ringraziare qua i nostri patrocinadori, apoiatori culturai, quei che seguono altri tutte quante le domeniche di sera. Supermercato Polivalente Santa Rosa e Serafina, cereais menino de Guaporé para la nostra região. Gavemo de mencionar anca qua. Pitol, variedades de nogueiras para plantio, agora é época na nossa região. A Barton Imperial, Sucesso e também a Imperial, eu falei, e a Melhorada, próprio Gocita. Todas patenteadas e registradas pelo Viveiro Pitol, 519-9801-4321, com Leandro Pitol, de Antagorda. Clanovix, britagem industrial, terapiana, a Santa Gema, São Domingos do Sul. Então, britagem também, e asfalto aqui em Nova Prata, 3242-1851. Acabamos de mencionar Ancaquá, Miriam Alimentos, especiarias, temperos naturais, sais, chás, molhos, doces, uma infinidade de produtos com receitas toda a semana no Instagram e no Facebook. Acabamos Anca Lameda